perso la vita Monica Reginato, figlia della storica famiglia di commercianti. Monica era un faro, dicono di lei, sempre preparata e attenta. Con lei abbiamo rinunciato tante volte davanti al pericolo. 26 anni ubriaco alla guida, esce fuori strada, provoca un incidente, feriti 2 giovani con lui, una famiglia. Per evitare l'impatto finisce nel fosso con l'automobile. La partita dei Velox con l'ultima sentenza della Cassazione, parla l'associazione dei familiari delle vittime della strada. Se fossero spenti la sicurezza stradale sarebbe ancora più a rischio. Sindaci di Venezia, Milano, Torino, Bologna insieme ad esperti per salvare il bacino padano. Servono misure straordinarie ed urgenti, parla Conte, prepariamo un documento e chiediamo risorse. Deturpato il murales della piccola Altea che vinse un concorso il cui tema era proprio l'amore, partita una raccolta fondi per ripristinarlo. Intanto la bambina lancia un messaggio: se mi aiuti a rifarlo ti perdono. Grande festa a Sant'Andrea di Povegliano, sfilano 500 penne nere per celebrare i 50 anni dalla fondazione della sezione, l'onore ai caduti e le premiazioni dei soci fondatori. Primo sopralluogo della Gendarmeria Vaticana a San Marco questa mattina. Tra una settimana arriva Papa Francesco a Venezia e la lunga diretta di Antenna 3 Nord-Est. Ben ritrovati con l'informazione di TG3 Vision. Apertura, l'avete sentito, la tragedia della montagna di ieri pomeriggio che ha strappato alla vita Monica Reginato. Facciamo il punto nel servizio di apertura, ascoltando le persone che la conoscevano bene e raccontano di quanto la donna fosse esperta e preparata. Un faro, quando entrava in una stanza la illuminava, una persona carica di positività, di sorriso, riusciva a legare veramente con tutti e non lo si dice perché è mancata, è la verità. Mocchi, come la si chiamava. Mocchi non c'è più, tradita dalla montagna che tanto amava. Lei che delle vette conosceva ogni segreto, lei che teneva le lezioni di organizzazione, salute e gestione dei rischi alle nuove leve. Monica Reginato è morta ieri dopo essere precipitata per 300 metri nel canalone Comici. Aveva insieme a 3 compagni esperti raggiunto la meta e si stava preparando alla discesa. Sicuramente si sono fermati per cambiare l'assetto, quindi togliere gli sci e indossare i ramponi perché il pendio sottostante era più duro, più ghiacciato, non era sciabile, e per scendere in sicurezza, così come va fatto. Probabilmente in quel momento ha perso l'equilibrio, è successo qualcosa di inspiegabile. Era preparata ad affrontare itinerari come quello di ieri, però c'è sempre l'imprevisto, c'è la fatalità. Sempre aggiornata Monica, preparata, la montagna non l'ha mai sfidata. Ricordo che abbiamo fatto tante ferrate, abbiamo fatto anche tante rinunce, questo per dire che Monica era una che non aveva paura di affrontare le difficoltà, ma aveva anche la capacità di saper riconoscere i momenti in cui bisognava rinunciare, e quindi avventurosa sì, ma spericolata no. Si stringono in un abbraccio di conforto Emanuele Confortina, direttore della scuola di alpinismo Torri, e il presidente del CAI di Castelfranco, con cui nel 2003 Monica iniziò l'avventura della montagna con la scuola di escursionismo. Sezione di Castelfranco già duramente provata dalla perdita di Davide Miotti e della compagna Erika, morti nella tragedia della Marmolada. Nel 2016 la sezione pianse i giovanissimi Davide Zanone e Deborah Meneghini, precipitati mentre scendevano dalla cima del Gran Zebrù. Quest'anno stavamo giusto festeggiando il centenario della nostra fondazione ed eravamo in fermento come sezione, e diciamo questa notizia ci ha veramente sconvolto. Storica commerciante del centro storico, insieme al fratello Giovanni gestiva il negozio di pelletteria di famiglia in piazza Giorgione, ma il suo tempo libero era tutto per le sue montagne e per i viaggi. Collaborava con Avventure nel Mondo. Un'anima bella, Mochi. I compagni sono ancora sotto shock. Dal sindaco di Castelfranco, Stefano Marcona, oggi un pensiero per la famiglia Reginato, già duramente provata dalla perdita del papà di Monica, scomparso 2 anni fa. La famiglia Reginato è una famiglia per bene e alla quale non si può voler bene, e quindi io voglio essere vicino a loro e virtualmente abbracciarli e essere insomma partecipe in questa disgrazia che non si può commentare. E poco prima di mezzogiorno la centrale del 118 è stata contattata da un escursionista, si era fatto male ad una gamba mentre da solo percorreva un sentiero della valle di Lamen. Si tratta di un 40enne di Volpago del Montello, è stato soccorso dal suo MD Pieve di Cadore, recuperato dall'equipaggio. L'infortunato è stato portato all'ospedale di Feltre. E probabilmente a causa dell'alta velocità e forse dei bicchieri di troppo questa mattina un giovane è uscito di strada con l'auto a Lovadina di Spresiano, feriti i 2 amici che erano con lui per evitare l'auto dei ragazzi. Un'altra vettura con a bordo marito e moglie è finita nel fossato.
Alle 11 del mattino guidava ubriaco e probabilmente a causa dell'alta velocità ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada, feriti i 2 amici che erano a bordo della vettura. E poteva andare ancora peggio perché in senso opposto proveniva un'altra auto condotta da un 48enne di Macerata con la moglie seduta a fianco e per evitare la Fiat Multipla fuori controllo ha sterzato di lato finendo nel fossato. Attimi di paura stamane in via Carducci a Lovadina di Spresiano, a provocare l'incidente un 26enne del posto. Il giovane, dopo che la sua auto è uscita di strada, si è allontanato di pochi metri sedendosi per terra e all'arrivo dei carabinieri si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Soccorsi dai sanitari del 118 i 2 amici di 24 e 22 anni che erano in auto con lui. Hanno riportato diverse lesioni, per fortuna non gravi. Tanta paura ma nessuna ferita per i 2 coniugi a bordo della seconda auto finita nel fosso per evitare l'auto dei ragazzi. Sul posto i vigili del fuoco, il SUEM è intervenuto con 3 ambulanze ed i carabinieri di Villorba che hanno eseguito i rilievi. Ancora un grave incidente lungo il Terraglio è accaduto la scorsa notte. Siamo a Preganziol dove si sono scontrati un SUV ed una moto. Lo schianto poco dopo la 00:30 tra una moto BMW condotta da una ragazza di 31 anni di Treviso e una Jeep guidata da un 61enne di Preganziol. L'impatto è stato violento. Ad avere la peggio la ragazza che è stata sbalzata sull'asfalto. Dopo l'arrivo dei soccorsi la giovane è stata portata al Caffoncello di Treviso dove è tuttora ricoverata in gravi condizioni. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto per accertare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità, i carabinieri. La partita degli autovelox. Nel dibattito scatenato dalla sentenza della Cassazione si inseriscono anche i familiari delle vittime della strada. Li ascoltiamo. Alla base di tutto c'è il rispetto delle norme del codice della strada, della velocità e poi tutto il resto, il telefonino e quant'altro. Insomma, ecco, c'è il rispetto del codice della strada, delle norme. E questo è la base per la sicurezza stradale per tutti quanti. Io ho perso un figlio per un'alta velocità dove c'era un limite di 50 all'ora. La macchina percorreva quasi il doppio. Paolo Battistini è il referente veneto dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e teme che il terremoto sugli autovelox provocato dalla sentenza della Cassazione sulla multa presa in tangenziale da un avvocato trevigiano possa avere conseguenze negative sulla sicurezza stradale. Che sia approvato o omologato, l'autovelox è comunque un deterrente all'eccesso di velocità, dicono i familiari delle vittime, ed il rischio che le apparecchiature vengano spente sicuramente diminuisce la sicurezza delle strade. Andare a fare un incidente a 50 all'ora è un conto, andarlo a fare a 90, 100 all'ora e purtroppo è un altro conto, che può provocare morti, feriti, disabili gravi. Ecco, questo bisogna tenere conto. È vero, si corre troppo. Si corre con troppa faciloneria, senza nessun rispetto e quant'altro. Quindi ecco, bisogna intervenire in questo senso, perché alla base di tutto c'è la vita umana. Tutto ciò che contribuisce a diminuire gli incidenti in uno Stato che purtroppo è fanalino di coda in Europa per mortalità stradale deve essere incentivato, continuano le associazioni che auspicano venga fatta chiarezza quanto prima sugli autovelox. Adesso speriamo venga fatta chiarezza una volta per tutti. Adesso c'è questa bozza di decreto denominato decreto autovelox del ministro Salvini che speriamo intervenga in questa situazione per creare una volta per tutti chiarezza. Ancora una truffa online. Ha messo in vendita 3 casse di vino pregiato e si è fatto pagare con bonifico 4.000 euro da un 23enne di Caerano San Marco. Ma le pregiate bottiglie non sono mai arrivate. Così un 40enne di Roma è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Montebelluna. E sempre i carabinieri della stazione di Villorba hanno denunciato 2 donne, 21 e 19 anni, controllate ieri in Viale della Repubblica, trovate in possesso di una serie di arnesi verosimilmente destinati alla commissione di furti. Domani è la giornata mondiale della terra. A Milano si incontreranno i sindaci della pianura padana e non solo, convocati da Sala. Dietro l'impulso di Mario Conte, sindaco di Treviso, l'obiettivo è chiedere risorse per attivare un piano straordinario anti-smog. Se vogliamo ottenere in tempi rapidi dei risultati che siano davvero incisivi sulla qualità della salute della nostra comunità, servono molte risorse per rendere questi piccoli piani dei piani straordinari.
Bologna, Torino, Milano, Venezia, Treviso, un patto per la lotta allo smog del bacino padano, e potrebbero essere davvero tanti i sindaci della pianura padana domani all'incontro convocato a Milano dalla strana coppia Conte-Sala. 2 sindaci, 2 colori politici, ma questa volta l'obiettivo è comune: la salute dei cittadini. In modo assolutamente trasversale, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei nostri cittadini e soprattutto restituire alle future generazioni un bacino padano, una pianura padana delle città meno inquinate. Un incontro convocato proprio nella giornata mondiale della terra, che da 54 anni si celebra il 22 di aprile. Domani saranno presenti diversi esperti. Dal tavolo di lavoro dovranno emergere linee guida, un piano straordinario che contenga misure urgenti e concrete con il quale andare a bussare alle porte del governo. Capiamo che il momento è difficile, è altrettanto vero che grazie agli studiosi, agli scienziati che domani saranno con noi, creeremo delle linee guida che saranno realizzabili se tutti noi ci crediamo, noi sindaci, noi presidenti di regione, noi governo e noi Europa. Determinato il primo cittadino che per primo aveva inviato una lettera al ministro Pichetto Frattin chiedendo un incontro. Treviso ha già raggiunto il limite massimo di sforamenti consentito per il 2024. PUT transennato oggi, accessi chiusi per la domenica ecologica, un appuntamento promosso dalla Regione del Veneto nell'ambito delle misure di contenimento delle polveri sottili, viabilità modificata dal 9 alle 18, una misura che aiuta, ma evidentemente non basta. E a proposito di terra da salvaguardare, un incendio boschivo di ampie proporzioni e di impatto questa mattina in Val Canzoia, Cesio Maggiore, a circa 1500 metri di altitudine, il luogo dal quale sono scaturite le fiamme difficilmente raggiungibile. La densa nube di fumo nero visibile già a grande distanza ha allarmato molte persone che hanno chiamato il 115. Sul posto stanno operando ancora i vigili del fuoco di Feltre, i volontari della protezione civile dell'ANA di Feltre. Purtroppo le condizioni meteo avverse con vento forte e nevicate hanno fatto sì che venissero riportati a valle i volontari, al lavoro ancora l'elicottero della protezione civile regionale. Parliamo ora di sicurezza e ci spostiamo a Conegliano. Mancano agenti di polizia locale anche perché pochi giovani pare stiano rispondendo ai bandi di assunzione. La sicurezza serale a Conegliano è stata al centro dell'ultimo consiglio comunale della città del Cima. Di fatto mancano agenti di polizia locale non solo per la città, ma anche per i comuni consorziati, ovvero per Susegana, Mareno, Santa Lucia e San Pietro di Feletto. E questo non permette di garantire i pattugliamenti serali. Una situazione destinata a cambiare, secondo il sindaco Fabio Chies, che ricorda i 600.000 euro per il nuovo comando, la nuova unità cinofila, l'adozione dei taser per gli agenti, ma anche l'esigua risposta ai bandi di assunzione. Al momento di attivo c'è solo un nuovo agente, mentre 2 idonei hanno rinunciato. Per questo è stato subito aperto un nuovo bando. Adesso ce ne mancano alcuni, abbiamo fatto i nuovi bandi, arriveranno i nuovi vigili e rassereniamo tutti che continueremo a avere anche la ronda notturna da parte loro. Ma il sindaco punta molto anche sulla tecnologia del grande fratello vigile. Altri 140.000 euro di investimenti che abbiamo fatto passare ieri, grazie anche al comando di polizia, come ho detto prima, del Coneglianese, che ci permette di avere accesso ai bandi più importanti a cui non avevamo accesso prima, per cui altre videotelecamere, altre sorveglianze sul territorio e continueremo le pattuglie anche di notte. Siamo a Roncade ora per raccontarvi di un murales deturpato e del messaggio autentico di una bambina, piccola artista, che parla al vandalo che ha rovinato il suo murales e gli dice: ti perdono se mi aiuti a rifarlo. Mi è venuto in mente perché tutti si possono innamorare di tutti e quindi ho scelto di disegnare l'elefante Lappe. Appena ho visto il bozzetto me ne sono innamorato e l'ho trovato perfettamente adatto al mio stile pittorico e all'idea che avevo in testa di rappresentare l'amore. Un elefantino con le ali che si trasforma perché è innamorato di un'ape, un dipinto che racconta come l'amore sia tale in qualsiasi forma, che tu sia elefante oppure ape. L'opera di street art Love is Love, ideata e realizzata dal noto artista trevigiano Manuel Giacometti su una parete della cabina Enel di fronte al centro commerciale Arsenale di Roncade, era stata realizzata grazie ad un concorso che aveva come protagonisti proprio i più piccoli. 2 giorni fa è stato deturpato. Ad accorgersene i genitori della piccola, il murales era ben visibile agli automobilisti che percorrevano la Treviso Mare, ma l'amore non si ferma nemmeno davanti ad un atto vandalico. L'idea nostra è quella di portare avanti questo atto vandalico proprio combattendo l'odio con l'amore, e ci stiamo riuscendo benissimo perché un paio di giorni fa ho indetto una raccolta fondi, un crowdfunding sui social,
è la bellezza che deve vincere e il rispetto e l'educazione. Chiunque abbia piacere di poter disegnare qualcosa faccia richiesta ai proprietari della parete ed esprima quindi con il consenso l'idea che ha di arte. La raccolta fondi per ripristinare l'opera è partita e se l'autore o gli autori di questo gesto difficile da comprendere per una bambina di 9 anni fossero in ascolto, la piccola Altea ha voluto mandare a loro un messaggio sincero, autentico, come solo una bambina sa fare. Ho pensato che poteva pensarci prima, quello che l'ha rovinato, e che poi lo perdonerò solo se aiuta a rifarlo e se mi chiede scusa e se non lo farà più. Parliamo ora di politiche familiari. A Palazzo dei 300 il convegno aperto dagli amministratori per evidenziare necessità e possibilità di intervento per migliorare il welfare sociale ed incentivare il cambiamento. Nel 40% dei casi le famiglie che hanno figli tra 0 e 12 anni sono state aiutate sostanzialmente dai nonni o da altri parenti. Una rete familiare che di fatto sostituisce le mancanze istituzionali. Servizi per le famiglie e politiche di welfare che in Italia faticano a diventare il focus principale degli interventi legislativi. A Palazzo dei 300 un incontro organizzato dal Centro Internazionale Studi delle Famiglie è aperto a tutti gli amministratori. Il rapporto è molto chiaro, il rapporto ci dice che gli enti locali hanno grandi opportunità perché lavorano a contatto con le famiglie registrando i bisogni, dal bisogno del tempo per la cura e per il lavoro ai bisogni di servizi che possano in qualche modo supportare soprattutto le giovani coppie. La famiglia è una risorsa e in vista delle amministrative abbiamo preparato un documento di buone prassi dove ci sono 10 buone prassi da proporre alle amministrazioni proprio per agire sul territorio. Proposta agli amministratori presenti una lista di interventi concreti da poter adottare per il proprio territorio e che mirano a favorire il benessere comunitario, dalla creazione di un assessorato alle politiche familiari ai sostegni per le giovani coppie e ancora ad un intervento deciso sulle politiche del lavoro. Il mondo del lavoro ci chiede modelli diversi perché sono in difficoltà con i lavoratori. Impiegare donne e giovani oggi è scritto anche nell'agenda 2030, ma vuol dire cambiare il sistema. Cambiare il sistema vuol dire anche cambiare la cultura del lavoro. Prendere esempio dai paesi vicini incentivando la presenza di giovani e donne nei posti di lavoro e guardando anche a politiche fiscali e di servizi dei cugini francesi, interventi che in pochi anni nel paese stanno invertendo le tendenze negative in termini di welfare e PIL. Dobbiamo cambiare la visione riportando il ruolo, la fiducia tra generazioni è un ruolo centrale dei giovani e dei piccoli. Quindi dobbiamo in qualche modo spostare il focus perché il rischio è di non vedere il futuro. Lorenzo Damiano, presidente dei pescatori di pace, chiede un impegno concreto al Veneto e all'Italia per evitare la pericolosa escalation verso la guerra. Lo ascoltiamo. Noi non abbiamo bisogno in questo 2024-2025 di nazioni e di uomini potenti che giocano sulle spalle di molti milioni, miliardi di persone. Non abbiamo voglia di vedere più sangue e neanche più morte, ma solo gioia. È passato dall'attivismo politico con discese in campo alle elezioni al grave rischio corso durante il Covid, dalle posizioni Novax a un'aperta fiducia verso la medicina ufficiale. Ora Lorenzo Damiano, presidente dei pescatori di pace, torna al tema principale del suo impegno. Alla Regione e allo Stato chiede un passo concreto, quello di sottoscrivere 5 punti per una vera pace e il primo è un atto politico. È il tempo di una grande riflessione, ma è anche un tempo di agire subito. C'è bisogno in Veneto, per esempio, un assessore della pace, in Italia un ministro della pace e in tutti i governi europei, non solo europei, il ministro della pace che avrà l'obbligo di creare una delegazione di mediatori di pace e poi anche essere dissociati da qualsiasi input, iniziativa dei governi centrali che possono influire per dare il via a una nuova guerra che sta arrivando. Purtroppo è inevitabile, non voglio mettere paura a nessuno, ma è così. Quindi la neutralità nel caso di guerra di ogni Stato di poter decidere da soli senza essere influenzati da nessuno. È pronto a guidare una missione di pace Damiano in un tour da Mosca a Gerusalemme.
Portare la parola di Gesù, come è lo slogan di questo mio giubbotto, che è Filippesi capitolo 2, versetto 10-11, che in sintesi è che qualsiasi ginocchio si deve piegare nel nome di Gesù, e questo è il tempo che questa diventa non solo uno slogan ma anche un modo sincero e vero di poter dare la parola e la potenza dall'alto che può decidere e fermare questa guerra. Pochi secondi di pubblicità, tra poco con la politica. TG Treviso, ripartiamo dunque dalla politica. I nomi dei candidati alle europee del Partito Democratico, chiuse le liste. Per il nord-est a guidare la lista sarà Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, con mandato in scadenza a gennaio. Per il bis verranno schierate, dopo Annalisa Corrado, le uscenti Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini. Altri nomi veneti che sono stati inseriti all'interno della lista sono quelli di Alessandro Zan ed Andrea Zanoni. Tra i romagnoli Giuditta Pini, Antonio Mummolo e Marcello Saltarelli. Dunque i nomi veneti sono Alessandra Moretti, Alessandro Zan e Andrea Zanoni. E la politica ci porta ora tra i candidati sindaco di Quinto di Treviso. Andiamo a conoscere Luca Miglioranza, che si candida con la lista civica per Quinto a guidare il paese per i prossimi 5 anni. Luca Miglioranza, 56 anni, sposato, padre di 2 figlie, responsabile vendite al mercato ortofrutticolo di Treviso, si candida a sindaco di Quinto di Treviso con la lista civica per Quinto. Nessun partito, una civica pura che parte dalla volontà di ricostruire la macchina amministrativa del comune. Oramai la nostra vita amministrativa è arrivata al capolinea. Siamo ormai orfani di un'amministrazione che ci ha lasciato veramente un paese ormai allo sbando, e quindi dobbiamo ripartire e ricostruire la nostra macchina amministrativa, ricostruirla con persone motivate, con capacità, con professionalità, con preparazione, con competenze. E ripartiamo da questo, ricostruiamo la nostra macchina amministrativa. Sappiamo che se non abbiamo una macchina amministrativa che funziona non possiamo fare tanta strada come sindaci. Molto attivo da sempre nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, Miglioranza si candida per ridare un'anima al paese. Ridare un volto, ridare spirito di appartenenza ai cittadini, e questo lo possiamo fare grazie appunto anche all'apporto delle associazioni del territorio. Ripartire dalle voci del territorio è la parola d'ordine del programma elettorale per ascoltare tutte quelle che sono le richieste e le proposte dei cittadini. Una parola d'ordine che ho nel mio programma elettorale, quello che ho detto anche in più occasioni, è quello di ascoltare e ascoltare i cittadini, le loro istanze, i loro problemi. So che ascoltando loro saranno loro stessi che ci portano poi anche tante soluzioni ai problemi che poi incontrano loro. Invece a Zero Branco questa mattina il sindaco uscente Luca Durighetto ha presentato la sua corsa per il bis. Il candidato sindaco della lista civica Festone sono io. Sceglie una domenica di primavera Luca Durighetto, sindaco uscente del comune di Zero Branco, per ufficializzare la sua corsa per il secondo mandato. Con lui la lista civica Festone, espressione dell'allora sindaco Mirko Giorgio Festone, che di fatto così presenta il suo candidato. Non tanto per certificare solamente la mia ricandidatura, quanto per portare avanti un progetto che ormai da 15 anni qua a Zero Branco si è sviluppato a partire dalla sensibilità umana degli amministratori e non certo per interessi o per altri motivi. Non ci sono altre motivazioni se non quella di provare a rendere giorno per giorno la nostra comunità, il nostro comune un posto migliore. Inizia leggendo parte del documento preparatorio della 50ª settimana sociale dei cattolici italiani, consegnato agli amministratori proprio dal vescovo di Treviso. L'unità dei diversi non è la sintesi delle persone che si somigliano, non è la cancellazione delle differenze, si legge, è ricerca, pazienza, coraggio. Invoca continuità. Sono le ciclabili più importanti che adesso dobbiamo andare a completare. Abbiamo iniziato finalmente la ciclabile che da Zero Branco unirà anche le 2 frazioni di Sant'Alberto e Scandolara. Ma preannuncia possibili nuovi innesti in Consiglio, oltre a molte conferme. Rilancia la scelta del civismo puro. Non ci sono simboli, non ci sono partiti, non ci sono forze che possono vincere quando c'è l'impegno, la voglia, l'energia e, ripeto, l'amore che i consiglieri comunali che sono stati con me e che saranno con me metteranno al 100% per la
propria comunità. In città a Treviso ora, dove le temperature non certo primaverili non hanno spaventato i turisti che nel fine settimana hanno affollato il centro. Yes, first time. The first time? Yes, we were for 1 hour. We came an hour ago and it's really beautiful. Nonostante il colpo di coda dell'inverno, Treviso si prepara ai ponti del 25 aprile e del 1 maggio con un weekend all'insegna dei turisti giunti anche dall'estero in città, pienona in centro. We came for Venice Biennial and friends told us Treviso is a very nice place to go. Chi arriva all'aeroporto per vedere Venezia si ferma in città, chi, allontanato dalla costa dal freddo, scopre le bellezze di Treviso. Schön, wunderschön. Ja, Venice, Treviso und Jesolo, oder was sagt? Ad attirare anche i visitatori di casa nostra gli stand con le eccellenze enogastronomiche del territorio che hanno fatto il pienone. Treviso bella piena, un sacco di turisti e sempre il tiramisù ha sempre un grande richiamo perché lo richiedono, quindi bene. Ci impegniamo quotidianamente a fare le eccellenze, ciò che può far felici le persone sia nella mente che nel palato. Le attività artigianali godono di buona salute, nel senso che l'impegno che c'è da parte di ogni imprenditore è notevole e generalmente chi si impegna riesce a ottenere dei grandi risultati. Molto bene direi, come sempre del resto però. Quindi insomma questi eventi poi fanno la differenza? Sì, secondo me sì. Treviso è la più bella città del Veneto secondo me. Grande festa questa mattina invece a Sant'Andrà di Povegliano per il 50° di fondazione del gruppo Alpini di Sant'Andrà, oltre 500 le penne nere che hanno partecipato alla manifestazione, prima la sfilata per il centro del paese da via Alpini fino alla chiesa, poi l'onore ai caduti dalla Prima Guerra Mondiale, la messa e la cerimonia di premiazione dei soci fondatori e di altri gruppi alpini come quello di Povegliano Veronese con il quale sono gemellate le penne nere di Sant'Andrà. Infine il momento conviviale con il pranzo presso la sede della Proloco, dunque davvero una mattinata di festa per gli alpini di Sant'Andrà di Povegliano che hanno compiuto 50 anni. Siamo allo sport con una vittoria in campionato per il Benetton Rugby che batte nettamente i Dragons gallesi e sale dunque al 5° posto in classifica. In pausa la Challenge Cup, la Coppa Europa, nella quale ha raggiunto una storica semifinale che giocherà il 4 maggio in Inghilterra, a Gloucester. Il Benetton si rituffa in campionato, lo United Rugby Championship, e continua comunque la striscia vincente. In un Monigo, ancora una volta tutto esaurito, i Leoni battono i Dragons gallesi per 36-19, ottenendo il punto di bonus in classifica per aver segnato più di 4 mete, 6 per la precisione, e rimangono in piena zona playoff. Una gara a senso unico, 19-0 all'intervallo, e un gioco sempre superiore ai gallesi. La prima meta al sesto di Rino Smith, che sfrutta la sua velocità per segnare. Poi però, nonostante la netta superiorità della squadra di casa, bisogna aspettare la mezz'ora per la seconda marcatura, che arriva su una spinta di tutto il pacchetto di Mischia, con Lucchesi che schiaccia. La terza meta al 35esimo è di Juren, che sfrutta un errore dei Dragons e si invola in meta indisturbato. Si va a riposo sul 19-0. La ripresa inizia con una disattenzione trevigiana, intercetto di Rosser e corsa solitaria, ma al 45esimo calcio passaggio di Albornoz per Ratave, che rompe 2 placcaggi e segna. Al 52esimo altro intercetto, i Dragons segnano in fotocopia su distrazione dei Leoni, che però vanno di nuovo a marcare al 70esimo con Iachizzi per un tranquillo 29-12. Negli ultimi 5 minuti altre 2 mete, una per parte. Capitan Lamar è bravo ad andare in sostegno, finta il passaggio e segna ad un paio di minuti dalla fine, poi la segnatura di Hope che fissa il 36-19. In attesa del prossimo turno, venerdì 26 aprile, in trasferta a Belfast contro gli irlandesi dell'Ulster, i Leoni si godono un ottimo 5° posto in classifica. Siamo a Venezia, piazza San Marco, da dove lo scorso luglio era partita l'avventura del tour mondiale di Laura Pausini, che si è concluso nei giorni scorsi a New York con tutte date sold out e oltre 450.000 spettatori a novembre, aggiunte nuove date anche in Italia. Grazie a tutti per questi 57 concerti meravigliosi che abbiamo fatto insieme. Mi avete fatto vivere un momento meraviglioso e non vedo l'ora di ricominciare. Ci rivediamo a novembre e dicembre in Europa. Grazie a tutti.
alla fine di questo 2024 abbiamo aggiunto altre date, sono molto felice perché non mi aspettavo questo successo. Era partita proprio da Venezia e dalla magia di Piazza San Marco il 30 giugno, 1 e 2 luglio scorsi, l'avventura della cantante romagnola Laura Pausini, artista amatissima in tutto il mondo, nell'anteprima mondiale del suo tour, concluso per la prima parte in questi giorni al Madison Theatre di New York con un trionfo senza precedenti. Furono quelle in laguna 3 serate magiche indimenticabili, rese forse ancora più suggestive ma anche complicate dall'acqua alta salita in Piazza San Marco tutte e 3 le serate e da una pioggia torrenziale che portò Laura ad esibirsi con generosità senza l'accompagnamento degli strumenti, pur di non interrompere il concerto. Il tour è stato un successo planetario, con tutte le date sold out e 450.000 spettatori. Il tour era lunghissimo e siamo già passati sia per l'Italia che per l'Europa. Sono molto contenta di continuare questa parte del tour alla fine dell'anno. Il Winter Tour prevede tante date in Italia, prevede la Sicilia, alla quale tenevo tanto, dove faremo anche l'ultimo dell'anno. E poi l'est dell'Europa, dove sono andata pochissime volte nella mia vita, e poi Londra, dove ci tenevo tanto a tornare. Si riprenderà a novembre. Anche a Venezia e in Veneto, dove Laura è amatissima ed è attivo un fans club coordinato da Anthony Favaretto di Lobegano, è partita già la caccia al biglietto per il suo tour tra novembre e dicembre, che avrà diverse date anche in Italia. Ma intanto Venezia si sta preparando per accogliere Papa Francesco. Domenica 28 aprile è una giornata storica che Antenna 3 vi racconterà in diretta con un'edizione straordinaria non stop dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice. Dal carcere della Giudecca all'incontro con i giovani alla salute fino alla Santa Messa in Piazza San Marco. Ogni momento della visita del Santo Padre con i nostri inviati. Domenica 28 aprile il Papa a Venezia è in diretta su Antenna 3. Il servizio storico della domenica, andiamo al 22 aprile di quasi 40 anni fa, quando a Conegliano si consumava una tragedia destinata a cambiare le coscienze sia sul rapporto profitto di impresa e ambiente ma anche sul mondo del lavoro. Stiamo parlando del caso Fossa Merlo e dell'interramento di rifiuti pericolosi che vi riproponiamo nella consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia. È iniziata nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Conegliano l'autopsia sui corpi dei 2 uomini morti ieri sera all'interno di un capannone delle ex fornaci Tommasi a Conegliano, mentre con una ruspa lavoravano probabilmente all'interramento di alcuni bidoni contenenti scorie tossiche della lavorazione di una ditta di Albina di Gaiarine, la Nikos dei fratelli Moras. I 2 sventurati, Giuseppe Castelletto di 54 anni e Pier Bruno Scolaro, 49 anni, ambedue residenti a Gaiarine, sono stati trovati riversi sopra alcuni bidoni sventrati, forse dalla benna o dai cingoli del Caterpillar col quale lavoravano. L'esame autoptico condotto dal medico legale dottor Daniotti e dal primario della clinica chimica ematologica dell'ospedale di Treviso, professor Rosario Chirillo, tende ad accertare l'ora, le cause della morte e di conseguenza la tipologia esatta della sostanza che con tutta probabilità Castelletto e Scolaro hanno respirato prima di morire. Nel frattempo l'inchiesta è passata nelle mani del procuratore capo della Repubblica di Treviso, Vitaliano Fortunati, che stamane ha compiuto un sopralluogo sul posto della tragedia. All'ex Fornaci Tommasi, tempo fa acquistate proprio dalla Nikos, di cui era dipendente Pier Bruno Scolaro, Giuseppe Castelletto conduceva in proprio una piccola ditta di escavazioni, si è recato anche il comandante dei Carabinieri di Conegliano, capitano Sodi, proprio mentre tecnici dell'ULS 12 e della provincia eseguivano dei prelievi su vari bidoni ritrovati sul bordo della fossa e che probabilmente avrebbero dovuto essere anch'essi interrati. Le analisi definitive verranno effettuate dal presidio multizonale di Treviso, ma i tecnici stamattina parlavano, pur se in via ufficiosa, di solventi clorurati e di stirolo, una sostanza fluidificante delle resine, composti considerati rifiuti speciali che per nessun motivo avrebbero dovuto essere scaricati lì. La loro corretta destinazione, si diceva sempre stamane, avrebbe dovuto essere un impianto specifico vicino a Brescia ed il loro smaltimento è assai costoso. Meglio quindi, si fa per dire, una buca in un capannone lontano da occhi indiscreti, altro aspetto che comunque verrà vagliato a fondo dall'inchiesta della magistratura.
Qui i rilevamenti dei sanitari hanno interessato anche l'aria, ma soprattutto il terreno. Pochi metri sottoterra si troverebbe infatti una falda acquifera ed il contenuto rilevato in alcuni bidoni è solido, in altri liquido. Necessario quindi accertare al più presto se le sostanze fuoriuscite abbiano o meno inquinato il terreno e la falda sottostante. Una volta resi noti i risultati dell'autopsia sui corpi di Castelletto e Scolaro, il magistrato dovrebbe autorizzare i funerali dei due sventurati, che si terranno nelle rispettive parrocchie di Gaiarine. Ci fermiamo, questo era il nostro ultimo servizio e come sempre dunque siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ancora una buona domenica a tutti voi, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Benvenuti al Meteo. La settimana inizia con un peggioramento del tempo che sarà via via più instabile. Vediamo il dettaglio di lunedì 22 aprile. Sul Veneto inizialmente cielo molto nuvoloso, col passare delle ore avremo precipitazioni via via più diffuse, specie a partire dalla serata. Temperature in calo, minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 12-14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà un po' più soleggiato, nuvolosità in aumento a seguire con cielo anche coperto. Avremo pioggia a partire dalla sera. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni un po' ovunque, eventualmente nevose anche a quote medio-basse. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 9-11 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.